e chiamo il liceo La Farina, tutto il liceo viene qui. Scusa, Davide, La... Ignazio, scusa Davide, posso un attimo salutare tutti perché io devo andare in aula a votare. allora devi, va bene Ignazio, comunque noi stiamo registrando, ti faremo avere tutto, va bene? Ok, Ok, grazie a tutti e mi raccomando, mettiamoci tutto quello che abbiamo dai diversi punti di vista perché secondo me il momento è buono per riuscire a valorizzare, a mettere una pietra miliare per la valorizzazione e la conservazione della lingua. grazie Ignazio, ci vediamo presto. E grazie alla Ciao. professoressa Colosi che rappresenta il liceo classico La Farina. Sì, quasi un agguato perché non Non te avevo idea, l'aspettavi? no, No, ma ma la tu mia sei... dirigente è impegnata in prefettura per un invito relativo alla presentazione di un evento legato ai femminicidi e alla violenza sulle donne e quindi oggi sono qui con voi per presentare quello che noi abbiamo immaginato per i nostri ragazzi, spinti intanto noi abbiamo aderito a questa vostra proposta, spinti dalla curiosità, perché non sapevamo da dove saremmo mai partiti, né quale sarebbe stato il percorso e la reazione dei nostri ragazzi. E il primo istinto ovviamente per un liceo classico è alzare un po' i toni, no? E quindi il primo tentativo è stato letteratura, traduzioni, l'Odissea, l'Iliade, però alla fine ci siamo resi conto che forse per i ragazzi sarebbe stato più opportuno metterli in una posizione di comfort zone e quindi farli incuriosire. E questo è stato un altro, già con il video abbiamo in qualche modo intrapreso quella che ci è sembrata la via più naturale per avvicinare i ragazzi all'argomento, per facilitare e rendere naturale il percorso verso l'avvicinamento e la pratica e l'uso della nostra lingua, e abbiamo continuato con il programma per martedì che 28 novembre. prevede un Sì. laboratorio musicale che curerà direttamente la dirigente. Prevede diversi momenti, si parte dalla percezione cristallizzata del siciliano nell'immaginario collettivo anche attraverso il cinema, e quindi il padrino sarà uno dei momenti in cui sarà il punto di partenza per ragionare sulla percezione nell'immaginario collettivo non soltanto italiano ma del mondo della lingua siciliana come connotativa in negativo. E poi sì, noi ci siamo affidati al laboratorio musicale che è a cura della nostra dirigente, che è fine musicista, il laboratorio teatrale che curerà alcuni momenti sempre sulla tematica della lingua del livello popolare, e il filo conduttore per i nostri ragazzi è l'anima del siciliano come anima leggera, come anima incline al sorriso, anzi addirittura al riso, alla risata, al piacere della battuta, della scenetta, del racconto popolare. Le canzoni sono chiaramente tutte in siciliano, ma sempre tratte da una condivisione popolare ma anche moderna da parte delle nostre generazioni. Abbiamo una collaborazione ormai consolidata con la professoressa Cubeta per il laboratorio, Sì, ho visto che c'è per il previsto anche laboratorio coreutico, un- e abbiamo invece poi chiaramente quello che è giusto poi puntualizzare, su cui riflettere. Da quello che viene realizzato dai ragazzi si passa ad intervento più riflessivo, no? Più critico, e quindi abbiamo il piacere di avere con noi il dottore Midoro, che rappresenta anche l'ente teatro con il quale abbiamo ormai una continuità di collaborazione, la professoressa Piraino della NUMSA di Palermo, il professore Tomasello del NAMS, e poi abbiamo anche un cantastorie proprio perché ci racconterà la vita e il mondo culturale, il mondo dell'immaginario di un cantastorie, e Giacomo Farina dei Concertu,
che ci racconterà anche il suo rapporto con il siciliano, e il nostro professore Sciaino, docente di latino e greco, che però è un palermitano e quindi ha anche un'altra anima. Ho visto che avete scelto la Sala Sinopoli, considerato dal Teatro Vittorio Emanuele come teatro di questa... Perché prevediamo un consistente numero di ospiti esterni. Perfetto. E quindi abbiamo intenzione di allargare e di aprire ulteriormente l'evento affinché più capillarmente possa diffondersi questo nuovo percorso. Benissimo, grazie. Dunque appuntamento martedì 28 novembre alle ore 10 alla Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele per Il Siciliano, l'anima di un popolo, a cura del liceo classico La Farina. Grazie alla professoressa Colosi. Passiamo all'evento successivo.